Benvenuti, bentrovati allo Speciale Medicina. Oggi parliamo di cuore. Cuore è amore, cuore è la vita, cuore è anche la morte. Vediamo un po' perché il nostro cuore può fermarsi e cosa fare per evitare che si possa fermare prima del nostro tempo, di questa nostra preziosa vita terrena. Con noi il dottore Giuseppe Caramanno, direttore dell'unità operativa complessa di cardiologia dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. E allora, dottore Caramanno, quest'organo così tanto importante, autonomo nella sua funzionalità, almeno dovrebbe essere così, ecco, però ad un certo punto in giovane età potrebbe anche decidere di non battere più, di non emozionarci più e di non darci la vita. Ma la morte improvvisa diciamo che è un evento ovviamente drammatico e che suscita angoscia, terrore nei familiari, negli amici della vittima, ma anche nelle persone comuni, specialmente quando colpisce i giovani e i bambini. È un fenomeno che si ripete nel tempo, anche se in questi ultimi anni diciamo che l'incidenza è diminuita, però si tratta di un grosso problema che investe i milioni di persone, tant'è che la morte improvvisa rappresenta il 20% di tutte le morti in Italia. In Italia 50.000 persone. Ovviamente stiamo parlando di morti inaspettate. E queste morti inaspettate che avvengono in soggetti che apparentemente sono sani, però nella stragrande maggioranza dei casi si tratta sempre di una causa sottostante. In alcuni casi non si riesce a individuare la causa, ma questo non vuol dire che non c'è un substrato che possa scatenare questo evento mortale. E per capire bene quello che succede dobbiamo fare un piccolo cenno di anatomia, cioè il cuore è formato da una struttura, diciamo, di sostegno su cui vi è una muscolatura che va a formare le 4 cavità del cuore, la cui funzione è quella appunto di pompare sangue nei tessuti e nei vari organi, quindi distribuire principalmente ossigeno e sostanze nutritive. All'interno di questa struttura, diciamo questa imbalcatura e questa muscolatura, vi è una rete elettrica, come una rete domestica, dove vi è una centralina. Questa rete elettrica, praticamente dove c'è questa centralina che manda gli stimoli attraverso questa rete nella muscolatura e fa sì che il cuore si contragga e quindi assolve al suo compito. Che cosa succede? Che nella morte improvvisa, che principalmente è di natura cardiaca, anche se possono essere cause di tipo polmonare, di tipo cerebrale, succede che normalmente lo stimolo che insorge in questa centralina, che ha una peculiarità, che è quella di autoalimentarsi e di autocitarsi, tant'è che se noi isoliamo il cuore, come ad esempio nell'espianto, il cuore e lo immergiamo in una soluzione ricca di ossigeno e sostanze nutritive, il cuore continua a battere, tant'è che noi quando espiantiamo un cuore lo dobbiamo trapiantare in un ricevente e via un'autonomia di 4-5 ore e quindi si vede questo cuore che pulsa. Dottore Caramanno, però quanti giovani e anche quanti atleti abbiamo potuto purtroppo... Sì, stavo spiegando appunto che cosa avviene, che questo stimolo che insorge in questa centralina passa attraverso questa rete, va a stimolare il muscolo cardiaco e per un motivo qualsiasi, che può essere una patologia muscolare o una patologia infartuale, questo stimolo rallenta. Rallentando questo stimolo, oppure oltre a rallentare si blocca, avviene un cortocircuito, quindi come una rete elettrica domestica praticamente si resta al buio. In quel preciso istante praticamente si ha una fibrillazione ventricolare, cioè il cuore incomincia a tremare, ma questo tremolio non è efficace per dare diciamo, una energia al cuore per contrarsi, per cui si ha un arresto della circolazione e se non interviene nel giro di 4-5 minuti il soggetto va incontro a morte.
L'unica maniera per resuscitare quel determinato soggetto è il defibrillatore, cioè significa dare una scarica elettrica e ripristinare, resettare le cellule cardiache in modo tale che possa aversi la ripresa dell'attività del muscolo cardiaco. Tant'è che, come molti sanno, nelle varie città sono dislocati questi defibrillatori, che è l'unico strumento in grado di interrompere praticamente questa fibrillazione ventricolare, che è un'aritmia mortale. La morte improvvisa, dicevo prima, è un evento drammatico inaspettato, che non è un fenomeno ineluttabile, si può evitare. Cioè, se noi adottassimo determinate misure sia nei giovani che negli adulti, sicuramente avremo una riduzione in maniera notevole di queste morti, diciamo, inaspettate. Dottore Caramanno, ma quali sono le strategie predittive a questo punto che possano in qualche modo prevenire questo cortocircuito che porta il cuore a confondersi, a tremare fino al punto di fermarsi? Ma dobbiamo distinguere una fascia d'età che va dalla nascita fino ai 35 anni e poi da 35 anni in su, dove si ha un'impennata di incidenza e di prevalenza della morte improvvisa. Più si è anziani, diciamo, più l'incidenza di questa morte improvvisa è abbastanza importante. Fino all'età di 35 anni in genere le cause sono di natura genetica oppure di natura acquisita, come ad esempio le miocarditi. Abbiamo sentito parlare durante l'occhietana, miocarditi da Covid oppure da vaccino, e queste miocarditi che praticamente non sono altro che un'infiammazione del muscolo cardiaco possono, diciamo, per certi versi passare inosservate, perché la sintomatologia può essere sfumata, magari il soggetto accusa una leggera affaticabilità, un respiro corto e non gli dà nessun peso. E improvvisamente, proprio per quel motivo che dicevo prima, questa infiammazione non fa passare questo stimolo, oppure questo stimolo rallenta, si creano dei piccoli circuiti e il soggetto muore improvvisamente. E questo rappresenta il 20% di tutte le morti improvvise giovanili. Da sottolineare il fatto che in Italia 1000 giovani ogni anno muoiono di questa terribile, diciamo, chiamiamola malattia, che può essere il sintomo di esordio di una patologia cardiaca sottostante. E come facciamo a diagnosticarla, la miocardite? Ma le strategie devono essere diciamo, diffuse in tutto il territorio nazionale attraverso lo screening, cioè significa che tutti i ragazzi dovrebbero essere sottoposti quantomeno all'elettrocardiogramma e a una visita cardiologica, in modo tale da diciamo, vedere se c'è una storia familiare, una storia personale che possa fare pensare a una patologia cardiaca. Però già l'elettrocardiogramma, con l'elettrocardiogramma riusciamo, diciamo, a discriminare alcuni casi dubbi e poi passare magari a un esame di secondo livello, come ad esempio l'ecocardiografia, oppure alla risonanza magnetica, che rimane un test diagnostico di terzo livello, che però non è alla portata di tutti. Con questo schema, diciamo, riusciremmo ad evitare tante morti improvvise. Ad Agrigento, ad esempio, la provincia di Agrigento, 500.000 abitanti, ogni anno abbiamo 6, 7, 8 casi, che però destano clamore, perché si tratta sempre di soggetti giovani, una morte inaspettata. Ovviamente nessuno può pensare a un fenomeno di cui non si può tenere conto, e quindi in questi casi la morte di un individuo giovane, di un bambino, desta clamore nei media, e la frase ricorrente che si sente dire: ma quel ragazzo era in ottima salute, era un leone, faceva attività sportiva, dici com'è possibile che succeda questo? E oltre alle cause che ho detto prima, le miocarditi, vi sono delle cause di tipo genetico che possono interessare il muscolo cardiaco. Cioè, vi sono le cosiddette cardiomiopatie dilatative, vi sono dei difetti genetici per cui il cuore si ingrossa e non assolve al proprio compito. Ma noi sentiamo parlare spesso di un forame,
no? C'è qualcosa che non, dalla nostra nascita embrionale, un difetto anatomico che può causare anche la morte improvvisa oppure no? C'è questa pervietà di questo forame? No, queste praticamente sono malattie che possono essere diagnosticate, però dico raramente possono portare a morte improvvisa. Può essere un'anomalia anatomica delle coronarie, ad esempio. Qualche mese fa è morto un bambino, un ragazzino di 12-13 anni, ad esempio a Favara, poi si è scoperto che aveva un'anomalia coronaria. Significa che noi abbiamo due arterie coronarie che portano sangue al cuore stesso, quindi portano ossigeno e sostanze nutritive. L'origine di una delle coronarie praticamente è anomala. Questa coronaria ha un decorso anomalo, per cui durante sforzo viene ad essere schiacciata tra l'arteria polmonare e l'arteria aorta. Ed è molto difficile fare diagnosi in vita. Questo ragazzino però aveva avuto dei disturbi, cioè aveva degli episodi sincopali durante lo sforzo. Che significa? Sveniva? Sveniva durante lo sforzo, e questo è un sintomo che deve fare pensare a una patologia abbastanza seria. Nonostante la visita cardiologica fosse normale, nonostante la prova di sforzo Fosse normale. Ma dottore Caramanno, allora, al quinto mese di gravidanza si fa la cosiddetta ecografia morfologica. Attraverso questo esame strumentale non si riesce a vedere un'anomalia di questo genere delle arterie coronarie? No, è proprio difficile. In genere no. Quindi si aspetta il sintomo, in questo caso la sincope, c'è lo svenimento. Ad esempio noi abbiamo una banca dati per quanto riguarda le morti improvvise giovanili, che si trova a Padova, che è il centro di riferimento nazionale per quanto riguarda la morte improvvisa appunto nei bambini e nei ragazzi, e si è visto che le cause principali sono di natura tipo muscolare. Ci sono alcune, io ho visto morire fratellini di 12-13 anni, anche 24-25 anni, ma questo un po' di tempo fa. Praticamente c'è una crescita del muscolo cardiaco abnorme, per cui il cuore non si riesce a riempire e quindi ad assolvere il proprio compito. Questi casi sono facilmente diagnosticabili, basta un elettrocardiogramma o un ecocardiogramma si diagnostica. L'ecocardiogramma serve per vedere la forma del cuore, quindi capire se... L'ecocardiogramma serve a vedere la muscolatura cardiaca, la sua funzionalità, le valvole, ci dà una, diciamo, una visione globale e la dimensione del cuore. Ma allora, noi a volte ci ritroviamo ad avere il cosiddetto cuore in gola, no? Magari abbiamo un'accelerazione dei battiti che in medicina si chiama tachicardia. Ecco, quando avviene questo, ma noi dobbiamo preoccuparci che il cuore possa non farcela, oppure è un evento ovviamente fisiologicamente, insomma, possibile e passabile, o dobbiamo preoccuparci quando abbiamo questa accelerazione? Può avvenire anche lì? Può essere un segnale, diciamo, di quello che potrà succedere in futuro. La tachicardia di per sé, a seconda praticamente la frequenza cardiaca, se è molto elevata oppure no, ci può indirizzare una determinata forma patologica. Ma il problema principale è che un soggetto che accusa spesso palpitazioni, magari una mancanza di battito, quantomeno fare un elettrocardiogramma, certo, una visita cardiologica, e quindi attraverso la storia familiare, la storia personale, l'elettrocardiogramma e magari l'ecocardiografia, in genere si riesce a stabilire una diagnosi. C'è da dire che al di sopra dei 35 anni le cause cambiano completamente, cioè praticamente vi è un unicum rappresentato dall'aterosclerosi, di cui i prototipi principali sono rappresentati dall'infarto e dall'ictus. L'aterosclerosi praticamente è la prima causa di morte nel mondo, ed è quella che dà poi origine anche alla morte improvvisa. Molto spesso succede che magari un individuo a 40 anni, 50 anni che muore improvvisamente, la prima cosa che viene detta è ha avuto un infarto. In quei casi ci si azzecca nel 50% dei casi, perché nell'altro 50% dei casi non si tratta di infarto, ma si tratta quasi certamente di aterosclerosi. Che cosa significa? Che un soggetto praticamente in buona salute, che non ha mai fatto controlli, che non ha mai controllato il colesterolo, magari la pressione
oppure chi ha una storia familiare, ha un'aterosclerosi generalizzata, ha dei restringimenti a livello coronarico, e quel soggetto, anche se sta bene, anche se l'ecocardiogramma è normale, può andare incontro a morte improvvisa. Sì, ma dico, se uno, ecco, questa è una delle cause evidenti a quel punto, ma ecco, la paura, la forte emozione, si dice per lo spavento, ecco, gli è venuto l'infarto, è verosimile questa storia clinica? Certo, è verosimile, tant'è che negli eventi drammatici, ad esempio durante i terremoti oppure durante le partite di calcio, si impenna la mortalità, perché sicuramente lo stress su cuori, diciamo, malati, e praticamente gli individui non lo sanno, agisce da fattore scatenante, e quindi se c'è una patologia sottostante il soggetto può andare incontro a un'aritmia fatale di quella di cui abbiamo parlato poco fa. Quindi può accadere, ecco. Ora, a parte, ecco, il fatto accidentale, a parte il fatto che ci può essere una familiarità, una ereditarietà, una genetica, ecco, i fattori ambientali, quindi lo stile di vita ha anche una sua importanza. Prima dei 35 anni potrebbe averla, non lo so, ragazzini magari sovrappeso, saranno forse dei futuri cardiopatici, no? Bisognerebbe combattere l'obesità, il cibo, lo stile di vita penso che incida anche sulla morte improvvisa o del 35enne, insomma, da lì a salire, oppure anche del ragazzo giovane, oppure no? Il problema è che dobbiamo prevenire l'insorgenza dell'aterosclerosi, perché è alla base della mortalità, della mortalità cardiovascolare, tant'è che rimane la prima causa del mondo. Ogni anno 19 milioni di persone muoiono per questa patologia. Sorprendentemente nei ragazzi al di sotto dei 35 anni si è trovato nel 20% nelle autopsie un'aterosclerosi, che nessuno immagina, ma questo perché sicuramente la familiarità gioca un ruolo fondamentale. Chi ha un genitore che ha avuto un infarto O iperteso, per esempio. Certo, un genitore ovviamente deve stare molto più attento rispetto a chi ha i genitori sani che non hanno avuto mai un infarto. Quindi è importante eseguire un elettrocardiogramma durante l'età scolare e, come ho detto prima, indagare sulla storia familiare, sulla storia personale del ragazzo, in modo tale che un medico esperto possa già fare un investimento nel futuro, nel senso che può fare già prevenzione. Come diceva qualcuno, la prevenzione, mi ricordo qualche mese fa il prefetto diceva che la prevenzione non è popolare, nel senso che tu non vedi gli effetti immediati. Nel momento in cui fai prevenzione significa che gli effetti li vedrai dopo 20 anni, dopo 30 anni. E la prevenzione significa salvare le vite a milioni nel mondo. Quindi è importante fare prevenzione. D'altronde, ad esempio, al di là degli stili di vita, ovviamente non fumare e fare attività fisica, la correzione di questi stili di vita, diciamo, inadeguati portano a una riduzione di mortalità. Ma noi abbiamo, ad esempio, dei farmaci fondamentali, specialmente ad esempio per quanto riguarda quelli che hanno il colesterolo alto. Abbiamo farmaci veramente formidabili con cui noi possiamo combattere il colesterolo, che è la prima, diciamo, uno dei fattori di rischio, che ormai non viene più veramente chiamato fattore di rischio, ma è un fattore causale dell'aterosclerosi. Quindi dobbiamo fare in modo che all'interno del lume delle arterie non si formano queste placche aterosclerotiche, che sono la causa di tutti i nostri mali. Hanno una spessore 2-3 mm, quindi bastano 2-3 mm veramente per cambiare la vita di ognuno di noi. 2-3 mm, che sono davvero pochi, ma sono tantissimi. Ma perché le coronarie, ad esempio, hanno un diametro di 3 mm, 4 mm. Quindi già in occlusione quella, insomma. Quindi... Allora, dottore Caramanno, e invece che succede? Un'inversione ad un certo punto. L'uomo, vabbè, noi sappiamo sempre l'infarto colpisce il sesso maschile, ma poi c'è un certo punto che la donna non è da meno rispetto all'uomo. A una certa età la donna è a rischio serio di infarto. La donna praticamente fino all'età menopausale è protetta
per un problema ormonale, quindi viene protetta. Poi con la menopausa, praticamente passando qualche anno, l'incidenza e la prevalenza delle malattie cardiovascolari aterosclerotiche sempre, quindi l'infarto e l'ictus, raggiungono più o meno l'incidenza e la prevalenza degli uomini. Tra l'altro hanno una mortalità maggiore le donne rispetto agli uomini quando sono colpite da infarto e ictus. E ovviamente in questo caso giocano un ruolo importante e determinante i fattori di rischio che hanno gli stessi uomini, cioè il fumo, la sedentarietà. Vabbè, però nella donna, diciamolo pure, rispetto agli uomini non ci sono gli ormoni estrogeni che controllano, diciamo, l'evoluzione negativa del colesterolo, nel senso dell'aumento. Viene meno questo controllo, quindi aumenta il colesterolo. Ma questi farmaci che combattono il colesterolo, noi vediamo tante pubblicità, noi siamo ormai soggiogati da tutto ciò che ci viene detto, vero, non vero, scientifico, non scientifico, e gli yogurt che abbassano il colesterolo, ma tutte queste storie sono vere o ci sono dei farmaci che intervengono veramente nell'abbassamento serio del colesterolo? Non è quella la prevenzione, no? No, noi abbiamo un armamentario terapeutico contro il colesterolo veramente formidabile. Noi siamo in grado di abbassare il colesterolo quanto lo vogliamo. Addirittura ora è stato messo in commercio e già lo utilizziamo il cosiddetto vaccino per il colesterolo. Significa che il soggetto affetto da ipercolesterolemia fa una puntura ogni 6 mesi. Quindi l'aderenza alla terapia è massima, nel senso che non basta iniziare la terapia per il colesterolo, ma mantenerla nel tempo. Ma chi è che fa questo vaccino, dottore Caramanno, contro il colesterolo? Non è un vero e proprio vaccino. Vabbè, lo chiamiamo così per dire prevenzione, insomma. Sono veramente farmaci di ultima generazione che vengono chiamati SIRNA, che praticamente vanno a modificare un gene a livello epatico e si ha una riduzione della sintesi di colesterolo. Riusciamo a abbassare il colesterolo almeno del 50%. Ma prima cosa si usavano? Le statine che ci sono le statine che non sono scomparse, le statine rimangono il cardine della terapia. Però non sono tutti che possono assumere le statine. E quando abbiamo delle alternative, l'alternativa se i soggetti ad esempio sono intolleranti, bisogna sfatare poi il fatto che molti hanno dolore muscolare, ma quelli veramente che hanno questo tipo di problemi sono pochi. E abbiamo farmaci alternativi alle statine che si possono assumere per via orale. Quindi ma oltre diciamo, al farmaco che si somministra ogni 6 mesi, vi sono dei farmaci pure di fondamentale importanza che riescono a abbassare il colesterolo in maniera diciamo, incisiva negli anni. Il problema principale è che alcuni iniziano la terapia per il colesterolo e poi dopo 2 o 3 anni praticamente la riducono o smettono. Ma questo si traduce, l'interruzione della terapia contro il colesterolo si traduce in un aumento di mortalità. È stato dimostrato. Quindi nel momento in cui si intraprende la terapia per il colesterolo, specialmente se c'è una familiarità oppure se c'è il diabete, se coesistono altri fattori di rischio, la terapia contro il colesterolo va fatta a vita. Tutte le altre cose, integratori e compagnie varie. Vabbè, però dico, possono coadiuvare in qualche modo, non è molto convinto, però voglio dire che il colesterolo lo si abbia perché parliamo sempre male del colesterolo, ma che ben venga, il colesterolo è importantissimo, veicola ormoni, tiroide, eccetera. Certo. Però è pure vero che un eccesso forse superiore a 200 o vicino ai 200 già è un campanello d'allarme serio. Ecco, ma per esempio come sostanze naturali l'omega 3, perché ci sono anche i trigliceridi oltre il colesterolo che partecipano al danno, certo, no? Al danno. Ecco, l'omega 3 interviene bene in questo senso? Sì, abbassa i livelli di trigliceridi che sono pure un fattore di rischio. Però il messaggio che deve passare è che noi dobbiamo stare attenti principalmente al cosiddetto colesterolo cattivo, che si chiama LDL. E ognuno di noi deve avere un determinato valore. Ecco, questo che cosa significa? Che se uno non ha nessun fattore di rischio, non fuma, non è iperteso, può avere un determinato livello di colesterolo. Questo determinato livello di colesterolo non è lo stesso per chi fuma, per chi ha avuto un infarto, per chi ha la familiarità. In quel caso dobbiamo abbassarlo ai minimi termini e non ci dobbiamo preoccupare che il colesterolo sia molto basso, perché si è visto che più basso il colesterolo, meno eventi cardiovascolari si hanno. Molto spesso le persone chiedono, io ho l'LDL ad esempio a 30, a 20,
deve rimanere a quel livello. Con quel livello praticamente gli eventi cardiovascolari importanti si riducono enormemente. È importantissimo. E tra l'altro è stato dimostrato che questi farmaci riducono la mortalità in maniera importante. È pur vero che c'è molta gente che effettua il prelievo il giorno dopo aver mangiato tantissimo, grassi, carne rossa, e magari in quel dosaggio ci sta tutto il cibo che aveva mangiato. Bisognerebbe essere anche educati nel modo di effettuare dei controlli, cioè una dieta equilibrata una settimana prima, ti fai il prelievo, allora quello che esce lì è quel che è vero che tu stai cercando. Anche questa è una forma di educazione, no? Da sottolineare che il colesterolo, diciamo, alimentare incide nel 20% dei casi. Ma se sto 20%, dottore Caramano, appunto mi ha ricordato, allora 20%, è vero che una camminata di 20 minuti al giorno riduce nei soggetti predisposti all'infarto del 20% l'infarto? Sì, sì, ma l'attività fisica, diciamo, ha effetti benefici sicuramente meglio di qualche compressa che noi ma magari no la passeggiatina lenta, vigorosa, no? Basta fare almeno 3 volte alla settimana un'ora di camminata veloce e già, diciamo, questo ha dei benefici importanti. Al di là, ci sono soggetti che, diciamo, sono in sovrappeso, però il fatto stesso di fare attività fisica, questo riduce l'incidenza di malattie cardiovascolari. Ma perché, dottore Caramano, che succede? Camminando vigorosamente, se ci dovessero essere delle placche, queste placche si staccano, cioè sono dannose se si staccano? No, ma effetti benefici dell'attività fisica sia sul cuore, la frequenza cardiaca, sulla pompa cardiaca, quindi. Sul lavoro del cuore, si abbassa il colesterolo, si abbassa la glicemia, quindi da questo punto di vista si hanno gli effetti benefici su tutto l'organismo. Ecco dove sta il motivo. Gli effetti sono, diciamo, pleiotropici, riguardano tutto il nostro organismo. Allora, dottore Caramano, sicuramente purtroppo chi muore a seguito di un infarto non può raccontare ciò che ha sentito, però sui libri di medicina spesso c'è scritto che quando arriva l'infarto il paziente avverte chi ce la fa a raccontarlo, è una sensazione angosciosa proprio di morte, sente questo dolore opprimente ma anche questa sensazione emozionale negativa, cioè è una cosa bruttissima da provare, no? Non è che viene l'infarto e fai la morte del principe mentre dormi, mentre cammini non te ne accorgi, la morte che vorremmo tutti, non è sempre che va così, no? Sì, devo dire che si ha una sensazione di morte imminente, come lo descrivono molti pazienti, però la soglia del dolore è diversa da caso a caso. Abbiamo fatto comunque grandi passi avanti in questi ultimi anni, abbiamo ridotto la mortalità per infarto ospedaliera, si è passati dal fatto che 30 anni fa il 30% dei pazienti che veniva ricoverato in ospedale moriva, ora siamo intorno al 4-5%. Quindi si è abbassato. Il messaggio che deve passare è che chi avverte sintomi dell'infarto deve recarsi subito in ospedale oppure chiamare il 118. E questo è il momento più importante che dobbiamo imparare tutti, magari essere accorti se dovesse cadere qualcuno per strada, chiamare subito il 118, il defibrillatore anche se dovesse esserci non tutti sappiamo usarlo, comunque prevenzione, cibo, stile di vita adeguato, garantiamoci questi 10 anni in più che ci hanno concesso di vivere questa anzianità, portiamocela bene avanti, quindi facciamo la visita cardiologica, i nostri figli se intraprendono attività sportiva anche di tipo non agonistico, elettrocardiogramma, non facili certificati, ma ormai non si fanno più, ci vuole l'elettrocardiogramma, che ben venga. Di quello di cui abbiamo parlato, se c'è una riduzione grazie all'intelligenza di chi ci ascolta e di chi fa prevenzione, che ben venga tutto ciò. Dottore Caramano, grazie per la partecipazione e grazie per questo invito a volerci bene. Trattiamo questo cuore e facciamolo battere non solo per amore, non solo per palpitazioni emozionali belle, ma anche per la nostra salute, giusto? Giusto, il messaggio che deve passare è quello di fare prevenzione. Prevenzione significa salvare milioni di vite umane nel mondo e volevo ricordare così che se no ci dobbiamo affidare
a un santo che è Sant'Andrea della Valle, che si trova a Roma. C'è una chiesa a Roma appunto che si chiama così, dove ad esempio Tosca si incontrava con il proprio amante, che è il pittore Cavadossi, ed è famosa per questo. Perché dico questo? O si fa prevenzione o ci si affida a Sant'Andrea alla Valle, che è il protettore dalla morte improvvisa. Grazie dottore Caramallo, grazie per questo intervento e allora buon cuore a tutti e alla prossima puntata. Ciao ciao. Cold nights and long days, we'll stick together, baby, always. Hard luck, baby, good times, I'll take good care of you, don't think twice. Cloudy or blue sky, come shine or come rain,